Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Sobrietà e vigilanza, in tale attesa era venuto lo Signore. Non ci sta nessun motivo, frate miei, che vi scrivesse pure quando succederà tutto questo, perché se voi sapete buono che al giorno dello Signore arriverà intrasatta come una mariola in notte, quando la gente ricerrà, mo tutte quietudine e pace, proprio danno arriverà scatascia e cuglierà come l'olore una femmina che sta per sgravare. Nessuno sarà capace di sfuggire a rendere questo scadasce. Ma voi, frate miei, sforzatevi e non campare in oscurore e non vi facete incastagnare come quando arrivasse una mariola andrasatta, perché tutto quanto voi siete figli della luce e non figli dell'oscurore. E proprio perché se non dormiamo come a tutte le late, sforziamoci a rimanere sciatati e sempre preparati, perché chi che rormano notte e pure chi che si imbriacano fanno notte. Noi invece che cambiamo rinda luce lo giorno, abbiamo essere sempre preparati. A fede e l'amore, a essere il dragone nostro, a speranza della salvezza, l'erma che teniamo in capo. Perché Dio non ci ha destinato a essere condannato a essa, ma piuttosto ha posto te la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Issa è morto per noi, per ci fare campare insieme con essa. Tanto siamo morti, che siamo ancora vivi, quando verrà il Signore. Perché essa voglia essere confortato l'uno con l'altro e campate sempre in da fede, proprio come già state facendo. Ultima raccomandazione. Frate mio, ebrei, allavrite sempre tutte quelle persone che comandano il Signore faticano in mezzo a voi, e so quelle che mandano innanzi tutta la Chiesa, eppure se a volte vi faranno una cazziata, ma faranno solo per far addrezzare. Trattatele con la lavenza rossa e con amore proprio, per tutte quelle che fanno in mezzo a voi. Campate sempre in da pace l'uno con l'altro, vi raccomando, frate mio. Strilate tutte quelle che si comportano malamente, incoraggiate invece quelle che sono cacasotte, aiutate quelle che sono più scellate e tenete assai pazienza con tutto quanto. Non vi vendicate mai con tutte quelle che fanno infamità, sforzatevi invece, fa sempre bene, l'uno con l'altro e con tutta la gente. Campate sempre in da priezza, priate tutti i momenti e in ogni occasione ringraziate sempre il Signore. Dio desidera che voi avete comportato sempre così, campando sempre uniti a Gesù Cristo. Non studiate lo Spirito Santo in da voi. Non mettete mai in dubbio innanzi a esso, non smerdiate le profezie di Dio. Facete sempre, prima sempre in coppa ogni cosa, e facete sempre tutto quello che è giusto, mantenetevi sempre arrasate a ogni sorta e infamità. Voto e salute. Dio che avrà la pace potesse far campare sempre in una maniera rigna essa e potesse tenere sempre l'occhio suo in gola a tutta la persona vostra. Spirito, anima e corpo, facendovi mantenere senza inguacchie, zino a chi lo giorno quando verrà nata volta il nostro Signore Gesù Cristo. Mettetevi sempre in mano di Dio, perché sta disse chi che vi ha chiamato e vi aiuterà a mettere in pratica tutte queste. Frate mia, priate pure per me, salutatemi tutti i frati vostri, con un vaso santo. Vi scongiuro per il Signore. Facite leggere pure questa lettera a tutti i frati nostri. A razza dello Signore nostro Gesù Cristo, potesse rimanere sempre con voi.